catturato dalle lobby, il media capture si chiama, c'è lo state capture, che è lo stato catturato dalle lobby, media capture, quando sono le media catturate dalle lobby, abbiamo pochi che ci danno voce e danno voce alla lotta del popolo sardo. Sono pochi, si possono contare, quindi grazie Simone Spiga di essere qui e Grazie Silvia, grazie al gruppo giuridico popolare sardo che promuove in giro per la nostra bellissima isola questi eventi contro il colonialismo imperante. E tra le altre cose ho avuto modo di leggere il rapporto le violazioni dei diritti in Sardegna e trovo l'analisi puntuale e precisa su molti aspetti, alcuni dei quali sono anche affrontati nel libro che oggi vado a presentare, che è La spiga nell'occhio. La spiga nell'occhio è sostanzialmente un elenco di editoriali che ho pubblicato in questi ultimi 2 anni, da quando è nato Report Sardegna 24, che è il quotidiano di cui sono editore e direttore, e vuole essere un momento di controinformazione su molti temi che ci riguardano, dai temi ambientali alle questioni di politica italiana e politica internazionale soprattutto, che poi è l'argomento che ha creato più tensione, più censure, perché affronta in maniera un po' diversa da come lo affrontano i mass media tradizionali il tema del conflitto in Palestina, del conflitto in Russia e quant'altro. Inizio spiegandovi un piccolo glossario, perché nel libro troverete alcune parole che nella stampa generalista non trovate. Quando parliamo di Palestina e quello che sta succedendo a Gaza, e sta succedendo, non è che è finito, si chiama genocidio. Sul Report Sardegna e sul libro troverete sempre la parola genocidio, perché quello in atto a Gaza e quello che è in atto nella Cisgiordania occupata è un vero e proprio genocidio nei confronti del popolo palestinese. Quando sentiamo parlare di Israele non è altro che un'entità occupante. È un'entità occupante e sul giornale la chiamiamo entità sionista, perché questo è. Kiev, ci spostiamo sulla questione ucraina. A Kiev c'è un regime, da quando è avvenuto nel 2014 il colpo di Stato ad opera dei paesi occidentali, con il beneplacito della NATO, che, come ha detto Papa Francesco, ha vagliato i confini della Russia fin dal 2007-2008 con l'ampliamento dei paesi aderenti alla NATO al confine con la Russia, e quindi si chiama regime perché a tutti gli effetti quello è un regime, non è un paese democratico, perché in un posto in cui si chiudono decine di partiti dell'opposizione, si chiudono i sindacati, per non parlare di quello che è stato fatto dal 2014 al 2018 con un vero e proprio tentativo di genocidio dei russofoni nel territorio del Donbass. Poi quando parliamo di propaganda, allora la dico con tutta la franchezza del mondo, siccome sulle televisioni italiane sentiamo una propaganda, l'unica visione del conflitto in Ucraina, quella è propaganda ucraina, bene, allora se quella è propaganda ucraina io mi posso permettere di dire che faccio propaganda per la Russia, perché racconto un punto di vista diverso e lo dico molto libero, molto tranquillamente. E poi c'è un altro tema importante che riguarda l'Africa. L'Africa si sta trasformando, sta cambiando giornalmente. Non più tardi di una settimana fa c'è stata un'altra festa di liberazione nella Guinea-Bissau, un regime che era al potere da più di 30 anni, la popolazione insieme ai militari hanno deciso di cambiare verso la libertà di quei popoli. Io non le chiamo colpi di Stato in Africa, quello che è successo in Burkina Faso, quello che è successo in Niger, quello che è successo in altri Mali, sono feste di liberazione, perché i popoli sono scesi in piazza e hanno deciso di cacciare dei tiranni che erano al potere, quantomeno da 30 anni, perché se andiamo a vedere in Niger il dittatore che c'era era lì da più di 40 anni. Ovviamente paesi che erano al servizio di Francia e Gran Bretagna. Il Niger produce il 7% dell'uranio di tutto il mondo. Quell'uranio veniva regalato alla Francia sostanzialmente. Da 2 anni a questa parte, quando c'è un giovane, è chiaro che ragazzi non stiamo parlando di modelli di democrazia come le intendiamo noi, delle democrazie pure come piacciono a noi non esistono, ognuno ha i modelli che si cerca, che si ottiene, però è vero che in Niger, per fare un esempio, dove al potere c'è un militare e una giunta con anche delle
sinergia tra mondo militare e mondo politico, il PIL è cresciuto del 200 e passa per cento nell'ultimo anno. Questo vuol dire che forse se ti liberi dal gioco dei poteri occidentali riesci a far crescere l'economia e a portare un po' diciamo di pace, di libertà e di economia nei territori. Quindi questi erano giusto un glossario per spiegarvi che nel libro alcune parole che potete cercare non le trovate, alcune parole che sentite nella stampa di regime non la sentite. Io nel libro affronto molte tematiche, perché si parla di vaccini, si parla di Iran, si parla di Venezuela, ovviamente si parla di Ucraina, di BRICS, si parla di Auriti. si parla di sovranità monetaria, si parla di un sacco di questioni. Io oggi vorrei giusto fare una carrellata con voi e chiedervi, ovviamente facciamo una piccola parte sulla politica internazionale e una parte su quello che riguarda il tema della Sardegna, perché poi le due cose sono collegate, perché la politica internazionale ci riguarda direttamente tutti. La Sardegna potrebbe essere un luogo in cui potrebbe dialogare tranquillamente con i paesi BRICS senza che nessuno si possa indignare. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che un potere monolitico, che è quello dei paesi occidentali, che sono diventati quattro gatti, perché poi se andiamo a analizzare sia da un punto di vista del numero della popolazione che del PIL mondiale, siamo rimasti Giappone, Australia, Europa, Stati Uniti, Canada e il Giappone, l'ho detto, sì, basta sostanzialmente. Tutto il resto del mondo guarda da un'altra parte, ovviamente con modelli economici, sociali, politici molto diversi dal nostro, ma siccome noi non siamo in democrazia, ritengo di poterlo dire senza smentite, senza rischi di essere smentito, allora dall'altra parte anche quelli non sono democrazie, ma sono modelli più aperti, perché il Venezuela decide